Volevo prima di tutto intanto presentarmi, far vedere che c'è una persona, anzi siamo più persone dietro questa iniziativa. Diciamo che l'abbiamo lanciata proprio per dare una mano alle attività locali. Io nella mia vita, diciamo, normale, tra virgolette, lavoro con i ristoratori, mi occupo di digital, di marketing, di comunicazione. Ho una startup che si chiama recensioniok.it, e lavoro con i ristoratori. È un sistema che, giusto per spiegarvi al volo cos'è, è un sistema che noi proponiamo ai ristoratori per ottenere recensioni reali dai loro clienti. A differenza, diciamo, dei social come TripAdvisor o cose di questo tipo, la recensione viene data direttamente all'interno del locale tramite un tablet che gli forniamo. Dico questo perché io mi sono trovato da un giorno all'altro, come voi, a essere colpito proprio direttamente da questa crisi, da questa situazione paradossale che stiamo vivendo. E parlando con molti ristoratori mi sono reso conto appunto della situazione, che la situazione era veramente, è ancora, non diciamo drammatica, ma insomma è abbastanza pesante. E quindi diciamo che mi sono preso 2 o 3 giorni di relax completo, ho cercato di non buttarmi nella depressione più estrema, perché la, la- le due alternative che ho visto sono quelle: o mi butto via nella depressione, oppure cerco di fare qualcosa che possa dare una mano alle attività locali. Ai ristoranti, ho pensato prima di tutto ai ristoranti e poi ho detto perché non estendere questa cosa a tutte le attività locali, non solo di Vicenza, da cui io provengo, ma anche di tutta Italia. E quindi diciamo che l'idea è anche abbastanza semplice, banale, è quella di permettervi di ottenere della liquidità da subito. Perché appunto, parlando con tanti ristoratori, il problema chiaramente che mi segnalavano è che interrompendo da un giorno all'altro gli incassi quotidiani, il problema della liquidità monetaria chiaramente è forte, anche perché ci sono comunque delle spese fisse che continuano a esserci, come le utenze, gli affitti, eccetera, eccetera. Quindi, giusto per spiegarvi brevemente l'idea, perché qualcuno me lo chiede anche via mail come funziona, vuole avere qualche delucidazione in più. Vi spiego diciamo, lato cliente, lato vostro cliente, come funziona. Anche per chi ancora magari non è inserito sul sito torniamopresto.it. Allora, diciamo che noi abbiamo creato un aggregatore online per darvi visibilità. Quindi voi, inserendo la vostra attività, che ovviamente è gratuito, e ripeto, non c'è alcun scopo di lucro dietro questa iniziativa, potete vendere le vostre gift card. Cosa sono le gift card? Sono dei buoni acquisto. Quindi il cliente vi dà, diciamo, dei soldi adesso per ottenere un vostro prodotto o il vostro servizio fra un mese, due, quando insomma la vostra attività riaprirà. Ehm, il funzionamento è molto semplice. Una volta che avete compilato il form che trovate nel sito per inserire la vostra attività, noi la controlliamo, la approviamo ed è subito visibile nel sito. Quello che dovete fare voi è cercare di spingere più possibile la visibilità di questa scheda attività che avete all'interno del sito sui vostri clienti, perché sono i vostri clienti che già vi conoscono quelli più propensi ad acquistare delle gift card da voi. Non potete pensare che arrivino clienti, diciamo, che non vi conoscono la vostra gift card. È improbabile. Quindi dovete, diciamo, spingere lato social, lato email, passaparola. Dovete, diciamo, spingere appunto informare i vostri clienti che avete aderito a questa iniziativa, in modo che lo sappiano. Una volta che i vostri clienti vedono la vostra scheda attività, in fondo, se notate, c'è un form, un moduletto che loro possono compilare, dove semplicemente scrivono il nome, email e un messaggio, e poi scelgono anche il valore della gift card che possono acquistare da voi.
Questo form, questo modulo arriva direttamente a voi tramite email. Noi non ci mettiamo in mezzo, diciamo, su questa cosa, non gestiamo i pagamenti assolutamente, ma vi mettiamo semplicemente in contatto col cliente. Poi sarete voi, tramite email, tramite telefono, quello che preferite, a entrare in contatto col cliente, a rispondere al cliente e concordare l'acquisto della gift card. Dato che più di qualcuno mi ha segnalato, diciamo, delle difficoltà, o meglio, dei chiarimenti aver bisogno di chiarimenti per gestire i pagamenti, sempre qui nel gruppo adesso stiamo pensando di fare un video, di darvi delle informazioni per attivare un conto PayPal, di insegnarvi insomma come si attiva un conto PayPal. È una cosa semplicissima, non so se conoscete PayPal, è un sistema di pagamento digitale molto, molto diffuso, molto sicuro soprattutto, che può essere un'alternativa al classico bonifico perché il pagamento vi arriva subito, è facilissimo da usare. E per chi non lo conosce, insomma, faremo dei video a riguardo. Vi consiglio anche Satispay, può essere anche quello un ottimo sistema di pagamento. E comunque anche qui nel gruppo faremo dei post o dei video per spiegarvi.